inizia la lunga sfida che vedrà di fronte Don Carlo Misilmeri e Acragas da qui alle prossime 2 settimane. Si ritroveranno di fronte 3 volte i biancorossi di Mister Utro e i biancazzurri di Mister Terranova. Intanto, come primo atto, c'è in palio l'andata delle semifinali di Coppa Italia d'Eccellenza. Si gioca in un Giovanni Aloisio pieno di fronte a un pubblico particolarmente passionale che intanto rende omaggio, come giusto e doveroso, al popolo di Ischia che sta soffrendo tanto in questi giorni, come stiamo per vedere anche dallo striscione affisso praticamente a bordo campo. Vedremo anche quali saranno nel weekend i provvedimenti e i pensieri da parte della Lega Nazionale Dilettanti per questa sciagura. Intanto però ci affidiamo al campo per vedere il primo atto di Don Carlo Misilmeri Acragas, primo atto che inizia con la squadra di Mister Utro all'attacco. 2 minuti e 45, calcio d'angolo battuto da Romano, classe 2005, la palla che spiove dalle parti di Alberto Cossentino, che prova a girarla, ma non trova la porta col destro. Passiamo ben avanti, 18 minuti e 40, poco spettacolo in questo primo tempo. Qui Locascio con la rimessa lunga con le mani, tutti a bucare l'intervento, la palla arriva dalle parti di Bonanno che calcia col destro, sfiora il palo, a Zummo praticamente fermo, qui recupera palla senza commettere fallo su Fricano. Lacragas lanciato sulla corsa Vitelli, costretto ad allargarsi per giocare qualche pallone. Vitelli crossa, la palla prende un effetto strano, colpisce la traversa e poi batte fuori dalla linea di porta. Insiste la squadra ospite con ancora Vitelli che cerca di mettere ancora in movimento Bonanno, il suo cross da sinistra. La palla che arriva fuori dalle parti di Mansur che arma il piede di un compagno, conclusione che si perde docile tra le braccia di Zummo. Poco prima del 45esimo c'è Secan che lavora una bella palla sulla sinistra, la sponda di Matera che serve Lucera, il quale non trova spazio per crossare. Scarica su Fricano che crossa di prima per la testa di Federico Matera, il quale lambisce la traversa sopra la testa di Elezzai. Scade il primo minuto di recupero, ma a tempo per battere un calcio d'angolo Lacragas e sarà l'episodio decisivo. Parte Desiderio Garufo, a vuoto Secan, a vuoto Zummo, passa la squadra di Nicola Terranova proprio allo scadere del primo tempo. L'esultanza di tutta la panchina del gigante per un gol pesantissimo nell'economia della doppia sfida, anche perché si va negli spogliatoi con questo risultato, con l'Acragas in vantaggio per 1-0. Le proteste vane da parte dei giocatori della Don Carlo Misilmeri, che poi in avvio di ripresa, come stiamo per vedere, si butterà all'assalto dell'area acragantina. Calcio di punizione che viene battuto dal giovane Sino, entrato dalla panchina, la palla viene allontanata, ma l'azione attacco non è finita perché l'ex Resultana San Lorenzo recupera un buon pallone, riesce in qualche modo a giocarlo su Mendola che col sinistro impegna alla super parata Elezzai, grande intervento del numero 1 dell'Acragas. Ospiti che poi si buttano in avanti con un altro nome entrato, ovvero sia Semenzin, il quale propone al centro, conclusione da dimenticare per Bonanno e spera che si perde oltre il fondo. 20 dalla fine, insiste la Don Carlo alla ricerca del gol del pareggio. Qui Cossentino lancia in avanti una palla blanda che arriva da Matera, il quale fa sponda per Secan, la respinta di Cipolla sui piedi di Sino, il quale con un rigore in movimento non riesce a 20 dalla fine a trovare il pari che sarebbe anche meritato per la Don Carlo, nonostante qui insista l'Acragas con Locascio. L'apertura per Semenzini, il quale riesce ad evitare l'intervento di Frisella. Poi propone questa palla al centro. Locascio è rimasto in attacco. Prova a calciare. Blocca Zummo senza grossi problemi. Uno degli ultimi attacchi di questa partita, e fa specie dirlo, visto che da cronometro, come vedete, siamo al 76,35 con Cossentino che arma il piede di Romano, il quale poi lancia in avanti verso Mendola. Controllo e destro dalla distanza. Interviene in due tempi Elezzai. Poi ultimissimo tentativo allo scadere del quarto e ultimo minuto di recupero con Mendola e Costantino che cercano di guadagnare palla nel cuore dell'area. Riesce a spazzare la Caracas che dopo i 3 fischi del signor Montevergini porta a casa la vittoria, finisce 1-0 l'andata delle semifinali di Coppa Italia ed Eccellenza, un risultato pesantissimo in vista del 14 dicembre, giorno in cui si giocherà la gara di ritorno all'Esseneto, ma prima ci sarà anche la gara di campionato proprio sul terreno di gioco di Agrigento. Finisce 1-0 per l'Acragas. Da Sportisili per il momento è tutto.